Giovedì 30 novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio OBM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio OBM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, notizia riferita alle vittime di violenza nel territorio bellunese, pool per aiutare le donne. Da avvocatesse e commercialiste, consigli e consulenze gratuite per le vittime di violenza. Avvocatesse, commercialiste e consulenti del lavoro a disposizione gratuitamente delle donne vittime di violenza per consigliarle in merito a questioni legali o economiche. Si ampliano i percorsi per la presa in carico di chi subisce soprusi. La chiamata all'avvocata, alla commercialista o alla consulente del lavoro viene fatta dalle forze dell'ordine o da Belluno Donna, che avranno a disposizione la lista delle professioniste che hanno aderito a questa iniziativa. Approfondimento di Paola Dallanese a pagina 16. Il calvario di Giulia Cecchettin, l'approfondimento che ci porta a Vigonovo, i genitori non lo incontrano, nuovi audio contro Turetta che confermano la sua gelosia. Ci sono nuovi audio che confermano la gelosia di Turetta, per ora non incontrerà i genitori. Intervista allo scrittore Franzoso, i figli vanno ascoltati, educhiamoli ai sentimenti. Lo scrittore Marco Franzoso abita a pochi chilometri dai luoghi della tragedia di Giulia, l'approfondimento di Ferretti a pagina 3. E la foto di copertina che è la seguente, vediamo il vescovo della diocesi di Belluno Feltre, Renato Marangoni, crescono i contagi Covid, l'Usling testimonia per l'immunizzazione, vescovo e sindaci per la campagna vaccinale. La campagna vaccinale ha meno adesione del previsto, le autorità provano a dare l'esempio. L'approfondimento di Corrà a pagina 20. Le nostre storie, corte di Mel, maxicoletta per i fratelli senza casa, hanno superato quota 25.000 euro le donazioni versate sul conto corrente aperto dal comune di Borgo Valbelluna per aiutare Delfino e Mavi Dolo, i fratelli di corte di Mel, che hanno perso tutto, casa, attività per produzione di piccoli elettrodomestici, nel furioso incendio del 20 febbraio scorso. La consistente somma è arrivata sul conto corrente attivato dall'ente locale pochi giorni dopo il rogo, grazie ad una miriade di donazioni. L'approfondimento di De Barba, pagina 33. La scelta della regione, no alla fusione, il comprensivo di Val di Zoldo resta autonomo, una bella notizia quindi per il mondo scolastico della Val di Zoldo. Stabilimento di Agordo, nuova centrale a Cipato per Luxottica, via ai lavori. Energia pulita dalle biomasse legnose, Luxottica ci riprova e rilancia con una nuova centrale al posto di quella smantellata un anno fa. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Notizia in primo piano: a Belluno le pensioni più veloci del Veneto. Bilancio sociale dell'INPS, personale quasi dimezzato dal 2019. Una provincia che invecchia sempre più e con sempre meno nascite, in cui di conseguenza aumenta il numero dei pensionati. Parte proprio dai dati sulla popolazione residente il rendiconto sociale INPS presentato ieri in Sala Bianchi dal direttore dell'istituto Angelo Fanchitti. Una fotografia che per nulla rosea, che segna l'inesorabile aumento degli ammortizzatori sociali, NASPI, la vecchia disoccupazione in testa, delle pensioni, ma col tempo il caro dell'organico negli uffici dell'INPS, quasi dimezzato dal 2019. Il direttore provinciale INPS Belluno Angelo Fanchitti ha sottolineato: il rapporto evidenzia come le risorse siano pochissime, ma i risultati eccellenti, e ciò è stato possibile grazie all'operato dei colleghi. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al tema sulla violenza delle donne. Avvocato gratis, si amplia il numero delle consulenze offerte alle vittime. Il prefetto: ammonimenti efficaci, pochi ci riprovano. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 3. Belluno, 1000 studenti in piazza contro la guerra, l'appuntamento una marcia per la pace nelle vie della città. Vediamo per quando è in programma questa manifestazione. È passato, quindi c'è già stata questa manifestazione. L'approfondimento di Polazzon a pagina 7. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno dedica spazio invece al turismo invernale in provincia. Fine settimana di ripartenze per molti impianti. Sci apre il comprensorio del Civetta. Neve e freddo hanno convinto Dolomiti Superski ad aprile.
Zoldo vince la battaglia, salvo l'istituto comprensivo. 3 notizie che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere. Zoldo con la vittoria per quanto riguarda il salvataggio dell'istituto comprensivo, sanità, l'appello e l'esempio delle persone che rappresentano una istituzione in provincia di Belluno affinché la gente vada a vaccinarsi, e ancora Agordo Luxottica impianto a biomassa. Addentriamoci quindi all'interno del Gazzettino, pagina 2, INPS, il report, crescono pensionati e disoccupati. Quadro preoccupante quello emerso dal bilancio sociale dell'Istituto di Previdenza, che ha sempre meno personale, ma i servizi restano efficienti con tempi di definizione delle pratiche più rapidi. Anche così si lotta allo spopolamento. Vediamo appunto le entrate. Nel 2021 erano 655.418.051, c'è stato un aumento del più 8,77% per quanto riguarda il 2022. Numero di pensionati bellunesi in totale sono 60.138, di cui 31.382 donne e 28.756 uomini, e un altro grafico che troverete in questa pagina rappresenta i contributi delle aziende codipendenti, che sono aumentati per quanto riguarda il 2022 raggiungendo i 507 milioni di euro, lavori autonomi contributi nel 2021 per quasi 70 milioni, nel 2022 quasi 80 milioni. La regolarità contributiva, regolari sono stati nel 2022 13.346, irregolari 1.404. L'approfondimento vi aspetta in questa pagina. E sempre meno imprenditori stranieri. Belluno in controtendenza in Veneto, sono poco più di 1.000 aziende negli ultimi 10 anni, diminuita molto la popolazione estera. Imprenditori immigrati, paesi di nascita 25% Svizzera, seguito da Germania, Marocco, Cina e Albania. E adesso l'approfondimento in merito alla violenza di genere. Task force per le donne, un aiuto immediato. Sabato la firma del protocollo per prevenire e contrastare fenomeni da codice rosso, al fianco delle vittime anche avvocati e commercialisti. Il prefetto: dobbiamo individuare quando inizia l'aggressività per offrire un ausilio anticipato ed efficace. In aumento anche ammonimenti del questore, poi si fermano e la recidiva è bassissima. Vaccinarsi, gesto etico importante. Sindaci in massa a richiamo dell'USL per l'anti-influenzale. Presente il vescovo Marangoni, che ha fatto anche l'anti-Covid. Si fa ambasciatore della prevenzione l'assessore di Pieve, Valmassoi, che ha sulle spalle 20 giorni di ricovero per il virus. E continua la lotta al coronavirus. Domenica venite tutti a Salce. L'appello lanciato dall'USL numero 1 Dolomiti. Siamo a pagina 7, scintille sul bilancio, e adesso quereliamo, notizia che ci porta nel capoluogo bellunese. La politica, discussione accesa ieri in consiglio sul documento contabile. C'è chi nel confronto ha annunciato possibili azioni legali. Nel mirino delle minoranze i tagli della cultura e al turismo e promesse non mantenute su manutenzioni e manifestazioni. La protesta, Renier, quasi 1.000 studenti in piazza, basta guerre, noi vogliamo la pace, ed ecco uno scatto che rappresenta gli studenti del Renier che hanno sfilato in occasione di questa manifestazione contro la guerra che si è svolta nella giornata di ieri. Passiamo a Feltre, magie di Natale, una scommessa per 100 negozianti. All'evento del comune hanno aderito molti commercianti che hanno investito sul ritorno in termini di affari conclusi. Altre 2 notizie da Feltre: una protezione civile sempre più all'altezza, e ancora altro che pedonalizzazione del centro, il declino deriva da scelte del comune. Questa è la dichiarazione dell'ex assessore della giunta Perenzin, Del Bianco. Borgo Valbelluna, le ape vi disturbano, ci serve un'area dedicata. I ragazzi che fanno rumore con i loro mezzi a motore ipotizzano una soluzione. Del circuito controllato a Mel si parla da anni, ma per ora nessuno l'ha realizzato. Notizia di spalle sempre da Borgo Valbelluna: l'albero di Natale sarà illuminato a forza di braccia. Appello della Proloco: sarà usata land car azionata da coppie. Spostiamoci ad Agordo, nuovo impianto a biomassa. Ora a Luxottica arrivano le ruspe. L'azienda imbocca la strada della totale sostenibilità energetica dello stabilimento. Alleghe, nevicate e freddo, accoppiata ideale per aprire le piste. Sabato riparte il Civetta, inizia la stagione dello sci. E ancora a Cortina, nuovo parcheggio e riqualificazione di Largo Poste, aperto il cantiere. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla nostra provincia. Siamo
Siamo a pagina 16, un team di professioniste volontarie per supportare le vittime di violenza. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Si amplia il protocollo per aiutare chi subisce maltrattamenti. Si cercano avvocate, commercialiste e consulenti del lavoro. Bellunesi sempre più anziani ma pensioni inferiori alla media e la fotografia del bilancio sociale dell'INPS, saldo positivo per il lavoro, negativo per la demografia. Due notizie brevi, Polizia Provinciale, record di domande, 60 candidati alle prese con gli esami, Dolomiti Bus, ripartito il tavolo per l'integrazione dello stipendio e ancora la sentenza, furto in appartamento per farsi una pasta asciutta, prosciolti i 3 imputati. Notizia adesso dal capoluogo bellunese, via libera alle regole per armare gli agenti, primo passo i taser e pattuglie la notte. Pistole anche a chi è in ufficio, prevista l'obiezione di coscienza a Damiano, assessore alla sicurezza del capoluogo bellunese, strumenti di autodifesa e di deterrenza. Requisiti psicofisici addestramento, le maggiori perplessità, contrari PD e IPB, Massaro non partecipa. Andiamo avanti con pagina 19, bando per le associazioni dal comune 25.000 euro, nella variazione di bilancio anche i 130.000 euro per le scuole paritarie, scontro sulla ciclopedonale a Levigo, l'opera deve attendere il prossimo anno. Vandalismo, danneggiati faretti e getti della fontana, notizia che ci porta in piazza Martiri a Belluno. E ancora a pagina 20, sanità, vaccini in ritardo, l'USL arruola vescovo e sindaci come testimonial. I volti noti del bellunese promuovono la campagna, domenica dalle 10 alle 12 è previsto l'Open Day a Salce. Salce è la frazione del comune di Belluno dove è attivo appunto il centro vaccini della nostra provincia. A proposito di meteo, una nuova perturbazione, neve anche a bassa quota e proprio in questo momento in questa diretta di Radio ABM dalla finestra dei nostri studi si vede appunto la neve che sta scendendo anche nel capoluogo bellunese. Pochi centimetri a fondovalle mentre saranno dai 15 ai 30 oltre i 2000 metri. Domani ci sarà un significativo rialzo delle temperature. Continuiamo con pagina 29, l'Assemblea Unitais, associazione che coinvolge i gelatieri bellunesi e non solo. Gelatieri all'estero senza collaboratori, gli stipendi alti non bastano più. La crisi del personale preoccupa gli operatori del settore, guerra aperta a chi dall'est si spaccia per locale italiano. Cioccolata fondente DOC, la Coppa d'Oro 2023 va ad Alberto Luisotto, conclusione con le tradizionali premiazioni, notizia che in questo caso interessa la MEG che si sta svolgendo a Longarone Fiere. Feltri, commercianti a fianco del comune, oltre 100 adesioni alle magie di Natale, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece sempre a Feltri con un progetto al via Siamo Natura per avvicinare i piccoli all'ambiente e all'agricoltura. Destinatari gli alunni dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, l'attività si svolgerà nella fattoria didattica della Dumia e a parlarne è l'assessore alla cultura del comune di Feltre, Flavia Colle. Notizie brevi, all'anno di Piave, minaccia un camionista col coltello, condannato, altra sentenza, ora ti spacco la testa, al vigile urbano 11 mesi. Istituto Superiore Feltre, sabato scuola aperta al Colotti e al Rizzarda. Rimaniamo nel Feltrino, Unione Montana Feltrina, i sindaci tengono in vita la società Feltrina Servizi, non raggiunge il 1 milione di euro di fatturato per il decreto Madia. Andrebbe chiusa il fiscalista, bacino d'utenza e more di attività giustificano il mantenimento. Borgo Valbelluna, fratelli senza casa dopo il rogo, raccolti 25.000 euro per Idolo. Le donazioni sono confluite sul conto aperto dal comune per dare una mano. Delfino e Mavi, grazie di cuore alle tantissime persone che ci hanno aiutato. Limana, già un sicuro dalle acque con lavori da 320.000 euro. Ancora da Limana, polizza fantasma, una donna a processo. Sedico, bollette meno costose, allenamenti al caldo. Passiamo adesso a pagina 34, comprensivo di Zoldo, salvato dall'accorpamento, la giunta regionale accoglie le richieste del territorio, l'assessore Donazzana serve però un ragionamento complessivo. Longarone, pranzi a scuole da gennaio, tariffe ahimè purtroppo più alte e chiesa dal pago, contenimento dei lupi, CIA schierata con il sindaco. Siamo a pagina 35, energia, biomasse, legnose, Luxottica fa una nuova centrale e una notizia che riguarda il mondo dell'immigrazione e migranti. Domenica c'è la festa della famiglia, appuntamento alle ore 11 con la Santa Messa alla Pieve di San Floriano e poi il pranzo a El Tagliere di Pralongo, attività della famiglia ex migranti dello Zoldano.
Ancora da Val di Zoldo, via libera dal Consiglio al cofinanziamento del nuovo sistema rifiuti. Rocca Pietore, convenzioni e sbarra martedì in discussione. Agordo, aiuti per il riscaldamento per le famiglie in difficoltà. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito del comune di Agordo. Canale d'Agordo, presepi del Colmiei, parte la 4ª edizione. Siamo a pagina 36 del Corriere delle Alpi. Cortina, minoranze linguistiche, arrivano i fondi dal governo, 263.000 euro per il Veneto. La Dini in prima fila nelle iniziative di valorizzazione. Elsa Zardini, con le risorse vorremmo puntare alle attività nelle scuole. Pagina 37, missione solidale in Togo con il sostegno del Cadore. L'infermiera di Lozzo Iris Pocklener e l'amica Nerina De Martin Pinter sono appena rientrate. Aiuti ai bambini del villaggio di Adidogomè grazie ai proventi del mercatino solidale. Dalla rubrica Cultura e Società, il fenomeno in un libro, l'alleanza tra imprese e patrimonio culturale, filiera che produce economia e dona bellezza. In un libro le testimonianze dei mecenati veneti, dal loro impegno sono nati musei e progetti di riqualificazione urbana. Dalla rubrica Giorno e Notte, quelle voci dalla violenza, artisti, musici e sodalizi in aiuto di Belluno Donna. Sabato al Teatro Buzzati l'evento Uniche perché diverse, il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza provinciale. Sabato alle 21 invece Dic Dic al Canossiano, siamo a Feltre, biglietti polverizzati da ben oltre un mese. Sport bellunese, Cortina omaggia alle reginette del curling, Malagò telefona, siamo orgogliosi di voi. Il sindaco Lorenzi, ora il nostro impegno è darvi un impianto adeguato per far allenare atlete del vostro calibro. Il presidente del CONI, l'oro lo vincerete quando conterà sicuramente di più. Calcio, Coppa Italia Serie D, Cescone e il bellunese Sinani fermano la Dolomiti a Chioggia. La Clodiense conferma di essere in una stagione magica e vola ai quarti di finale dove troverà la Varesina. 2-0 risultato tra Clodiense e Dolomiti. Calcio a 5, la Canottieri vuol continuare a stupire, De Battista ottimo impatto con la A2. Rugby Serie B, della Dora, il metaman del Feltre, non siamo ancora al massimo. Basket di R1, Valbelluna, le assenze pesano, Giordano, troppi alti e bassi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili temporanee schiarite sulla pianura meridionale al mattino. Precipitazioni deboli sparse nelle prime ore in seguito di moderata intensità, con possibili rovesci che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.